Sono di Napoli, vabbè. Ma non so cantare, che Politani. Io per prima, quando ti vedo, tengo voglia di sentire la musica, sotto a quello che mi fai pensare. A tutti sbatto cuore a sentire la musica. A tutti sbatto cuore a te per ripassare. Tutto quanto l'hanno fatto. Tutti tennero una parola rociariccia con una musica sotto. E questa è la canzone che non sa cantare. E a così mo viene e ti dice che la musica che ti voglio bene. Sono stonato e caccia fa, sono innamorata e già cantare. E mo che già acchiappata, sto pizzi serenata, a te la già cantare. Sono stonato e caccia fa, sono innamorata e già cantare. E adesso sono sicuro, lo dico e te lo giuro, e mo' ti innamorare. Cari amici di Targati Napoli, questa sera, perché è una serata importante, non poteva che essere annunciata dal nostro Patrizio Rispo. Targati Napoli, niente meno ragazzi. Perché siamo con la targa, stavo in Targati motorino, Napoli. senza col 50. Tu sei napoletano? Assolutamente sì. E quindi non potevamo che ospitarti nella nostra macchina. Certo. Qual è invece il personaggio che vorresti interpretare, nonostante tutta la tua gavetta, tutti i tuoi ruoli? Ma vedi la fortuna di fare un posto al sole, avere una lunga serialità che ti permette di recitare 360 Sì. giorni all'anno. Io mi sono tolto tutti gli sfizi da attore, perché io, Raffaele Giordano non è uno, perché io mi diverto a cambiare a secondo le storie che ho. Io ho fatto il violento, ho fatto la commedia spinta con mio cognato, faccio il padre, faccio l'amante, ho fatto i romani, il 700, un posto al sole ti dà una capacità di spaziare veramente con tutti gli sfizi se ne sai approfittare. Comunque il personaggio mi affascina sempre, è sempre quello che devo fare. Cerco di non ripetere perché mi piace giocare a cambiare, per cui anche se mi hai seguito teatralmente io non mi ripeto difficilmente, cioè mi piace, più sono lontani da me, più lo devo creare, più mi attrae. Se tu mi chiami a fare in teatro Raffaele Giordani mi annoio, cioè non mi ripropongo, cerco di cambiare. Con chi invece vorresti lavorare? Da chi vorresti essere seguito come registicamente? Beh, il cinema italiano ora c'ha parecchie film che mi interesserebbero. Vabbè, ci sta Pierpuccio Tornatore, che ci conosciamo da anni, non ho mai lavorato con lui, però lui fa quel cinema che amo io, epico, di grande respiro, grandi emozioni, musica, insomma un po' alla Sergio Leone che io amavo moltissimo. Ma poi ce ne sono tanti, Campiotti, il grande Paolo Sorrentino, che non mi delude mai, è un grandissimo secondo me, Matteo Garrone, talenti guarda sia come registi che come attori in Italia non mancano, non mi fanno lavorare ma ci sta.